un versetto nel cuore. Riconoscilo in tutte le tue vie. Amen. Ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Amen. Vogliamo aprire la Bibbia, Giovanni, capitolo 18, leggeremo dal verso 15. Leggiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, versetto 15, fino al verso 27. Vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi per la lettura della parola del Signore. È un atto di rispetto verso la parola di Dio. Dio sia lodato, inizio a leggere. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo che seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Ma Pietro stava di fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? Egli disse: non lo sono. Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano là a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette. E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così risponde al sommo sacerdote? Gesù gli disse: se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: non sei anche tu dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho visto nel giardino con lui? Pietro lo negò di nuovo e subito il gallo cantò. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. La scrittura questa mattina ci ricorda il fallimento di un discepolo, Pietro, che ha rinnegato Gesù per ben 3 volte, come anche Gesù gli aveva predetto. Ma il fallimento di Pietro può essere anche il nostro fallimento. Tante volte abbiamo buoni propositi verso il Signore, ci impegniamo a servirlo di più, vogliamo prendere impegni e invece non riusciamo a rispettare questi impegni, venendo meno a quello che promettiamo a Gesù. È vero? Nessuno si scoraggi, siamo tutti, possiamo dire, sulla stessa barca. Siamo uomini e come tali siamo imperfetti, fallaci. È vero? Ma il Signore ci parla e ci parla sempre con amore, perché vuole che ricordiamo le nostre promesse e vuole che manteniamo le nostre promesse verso di Lui. Pietro era un discepolo, questo Pietro, prima della Pentecoste, un discepolo molto istintivo, molto legato a Gesù, ma agiva per impulso, molto
pensava e agiva. E riflettevo come anche noi a volte facciamo lo stesso. Agiamo d'impulso. E d'impulso facciamo delle scelte che poi si rivelano sbagliate. Oltre ad agire d'impulso, abbiamo anche un altro modo per reagire, quello più razionale, più riflessivo, pensare. Ma pensare non solo da un punto di vista umano, ma pensare cosa vorrebbe Gesù che io facessi in questa situazione. O no? Signore, cosa vorresti che io, come vorresti che io mi comportassi? Cosa devo fare, Signore? Quando si ha questa attitudine, il Signore consiglia sempre. Amen. Amen. E le scelte che facciamo poi si rivelano esatte. Dio ci dia grazia di non essere credenti istintivi, ma vogliamo cercare il consiglio che viene dal Signore. E per cercare il consiglio che viene dal Signore bisogna essere più spirituali, cercare più lo Spirito del Signore. Amen. Alleluia. Ci sono discepoli che, come Pietro, a volte in determinate situazioni, parlo di discepoli come credenti, noi siamo discepoli, no? Seguiamo Gesù, vero? Amen. Alleluia. Pietro, per qualcosa che gli era successo, aveva visto arrestare Gesù. Ed era qualcosa che lui non ha pienamente compreso né realizzato. E si sentì smarrito. E mentre c'era i soldati che portavano Gesù al Sinedrio, il sommo sacerdote, interrogandolo, dicendo chi sei, perché fai queste cose, come abbiamo letto, Pietro osservava e se ne stava di fuori alla porta, di fuori. E riflettendo su questa parola, ho pensato a quanti credenti si dicono tali ma stanno fuori la porta. Questa porta chi è? Gesù dice: io sono la porta. Io sono la porta dell'ovile. Gesù è la porta del cielo. Perché starsene fuori la porta? Per una serie di situazioni che non riusciamo neanche a comprendere. E più delle volte quando parlo con questi credenti, mi accorgo che non riescono a fare un passo per entrare nella porta. Ci si accontenta di stare fuori. Ma io credo in Dio, fratelli. Io credo in Dio, fratelli. Gloria a Dio. Però questa situazione non me l'aspettavo. Fratelli, dobbiamo realizzare pienamente la presenza del Signore. E da fuori la porta non la si può realizzare. Puoi convincerti, autoconvincerti di essere un credente. Puoi credere col cuore e con una parte del cuore. Ma Dio dice: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore e con tutta la forza che è in te. Amen. Amen. Alleluia. Pietro se ne stava fuori. E questo stare fuori, osservare da fuori, non lo ha minimamente aiutato in quella crisi che stava vivendo. È vero? Siete d'accordo? Se ne stava fuori. Poi c'era un freddo glaciale nel periodo. Qualcuno aveva acceso un fuoco
E Pietro sceglie di godere del calore di quel fuoco. Quando ci si allontana dalla presenza del Signore, c'è un gelo nella nostra vita spirituale, o no? Quello che sentivi prima non lo senti più. Quella bella armonia quando pregavi, quando entravi nel culto, è svanita. Perché? Perché è entrato un gelo nella tua vita, un freddo, e non senti più quel calore che viene da quel fuoco che non è stato acceso da un uomo, da quel fuoco che è lo Spirito Santo, che è un fuoco che mai si spegnerà. È un fuoco che consuma, nel senso che, come dice Davide, il tuo fuoco, lo zelo tuo mi consuma. Dobbiamo essere toccati da quel fuoco per prendere fuoco anche noi. Dobbiamo essere infuocati per il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Sono cose che si comprendono razionalmente, vero? Ma ci lasciamo trasportare dallo Spirito del Signore. Vogliamo pregare il Signore per battesimi nello Spirito Santo. Amen. Qualunque sia l'ostacolo che ti impedisce di ricevere il battesimo nello Spirito Santo, sappi che Gesù può rimuovere quell'ostacolo. Amen. Amen. E qualcuno mi dice, ma perché predichi sempre sul battesimo nello Spirito Santo? Perché non ne possiamo fare a meno, fratelli? Amen. 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 Perché quella Chiesa nata da quel giorno della Pentecoste, vogliamo essere anche noi. Amen. Alleluia. Fortificati, riempiti dal battesimo nello Spirito Santo, andarono dappertutto a predicare. E la gente si convertiva. Pregavano per gli ammalati e gli ammalati erano guariti. Ma non hanno scelto di stare fuori la porta. Hanno obbedito a quel consiglio che Gesù gli aveva dato: state a Gerusalemme, aspettate, rimanete, state insieme a Gerusalemme. E quando avvenne il battesimo nell'unzione dello Spirito Santo, quel giorno della Pentecoste, tutti erano insieme nel medesimo luogo. Erano riuniti sull'alto solaio di un locale e stavano in preghiera. Erano circa 120 persone. Amen. Amen. Alleluia. Senza lo Spirito Santo si è freddi, si è deboli, più deboli di come siamo. Alleluia. Quando avviene qualcosa nella tua vita, se non sei riempito dello Spirito di Dio, ti smarrisci. Entri nel panico, nella confusione, perdi ogni certezza e arrivi al punto da rinnegare persino Cristo. Non dire di no, perché anch'io sono uomo come te. Amen. Ma come fai? Fratello, non posso rinnegare il Signore, so che c'è, è morto per me, ma vieni in chiesa, cerchiamo il Signore. Non me la sento. In quel momento tu inconsapevolmente stai rinnegando chi è Cristo. Perché tu sai che Cristo può risolvere il tuo problema. O no? Amen. E se dici di no, stai rinnegando il suo potere, la sua autorità. Amen? Cerchiamo il Signore con tutto il cuore. Amen. Non illudiamo noi stessi a cercare altri focolai.
sai, c'è questo, si riuniscono, stiamo lì. Quel fuoco è stato acceso dall'uomo o è un fuoco acceso da Dio? Puoi trovare soddisfazione anche per rimediare a quel gelo che senti, anche in attività umane, in altre cose. C'è chi fa volontariato per non pensare al problema che ha. C'è chi fa determinate cose per fuggire dall'affrontare invece quel problema che devi affrontare. E cerchi rimedi che non risolveranno mai alla radice il tuo problema. Ma se vai al fuoco, al vero fuoco, amen. Amen. Alleluia, al fuoco che è lo Spirito Santo, che è la presenza di Dio. Il tuo cuore si scioglierà nuovamente. Quel gelo che senti non lo sentirai più. Avrai una nuova visione. Alleluia. E loderai Dio anche nel tuo problema. E canterai con forza: Dio è grande. Grande è il nostro Dio. E si vedrà che grande è il mio Dio. Amen. Alleluia. Per ben 3 volte Pietro rinnegò Gesù. Gesù sa fino a che punto possiamo essere ubbidienti o siamo disposti a servirlo. È vero che lo sa? Alleluia. Nonostante i suoi difetti, Pietro era amato dal Signore. Il Signore si è molto usato di Pietro, con tutti i suoi difetti, perché quell'uomo si lasciò trasformare dallo Spirito Santo. In quel giorno di Pentecoste questo uomo istintivo e pieno di difetti fu l'unico che si alzò in piedi e spiegò a tutti quelli che criticavano e pensavano: questi sono matti, sono ubriachi di prima mattina. No, non siamo ubriachi. Fece una bella predica, spiegando loro quello che era avvenuto. Un uomo semplice, un pescatore, fece una bellissima predica. E 3.000 uomini si convertirono al Signore per quella predica. Amen? Amen. Perché quell'uomo si lasciò trasformare. E poi, nonostante quell'esperienza dello Spirito Santo, del battesimo dello Spirito Santo, non è che si trasformò ad essere un discepolo perfetto, imparò ancora. Pensava che i gentili non potessero ricevere la grazia di Dio. E poi invece capì che Dio aveva mandato il suo figliolo per tutti, anche per i pagani. Grazie Gesù. Da questa è una piccola discussione con Paolo, l'Apostolo Paolo, ma poi si arrese, capì, veramente comprendo che Dio ama tutti. Perché lo Spirito Santo mette tutti d'accordo. Siete d'accordo? Amen. Gloria a Dio. Ma come finisce questa storia? Sappiamo come finisce questa storia. Pietro fa pace con Gesù. Era passato del tempo. Gesù era andato in croce, sono passati dei giorni, è risorto, è apparso e poi appare anche ai discepoli, si rivela, gloria a Dio, e poi provvede da mangiare ai discepoli e poi rimane solo con Pietro. Se leggiamo Giovanni capitolo 21, dal versetto 15, c'è questo incontro tra Pietro e Gesù, che rimangono da soli. E una cosa bella che mi piace pensare è che Gesù non vuole rimandare le cose, ma vuole risolvere
le cose, le questioni. Siete d'accordo? Sapete, a volte umanamente parlando, quando due persone litigano, hanno qualcosa, no? Si evitano. Perché tutte e due hanno paura che poi se si parla di nuovo, chissà come succede la cosa, no? O si fa pace o si peggiora di più la situazione. Gesù vuole risolvere la sua questione con Pietro, perché ama Pietro. E vuole fare di Pietro un apostolo, per usarlo per la sua gloria. Che belle parole. Quando ebbero fatto colazione, sto leggendo in Giovanni capitolo 21 dal verso 15, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Ed egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami tu? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Amen. È bello questo incontro. Non succede nulla, si ritorna ad avere pace con Gesù. E non so se questa mattina qualcuno ha bisogno di ritrovare la pace con Gesù. Fare pace con Gesù, va. Si può anche litigare, sapete? Hai litigato mai con Gesù? E qualche volta ci ho pure litigato. Però quando si fa pace, è meraviglioso fare pace con il Signore. Alleluia. Se questa mattina senti di ritornare a far pace con Gesù, non startene fuori. Fuori la porta. Non scegliere un fuoco alternativo. L'unico fuoco che può far bene alla tua vita e sconfiggere il freddo che hai interiormente è il fuoco che viene dalla presenza di Cristo Gesù nella tua vita. Amen. Amen. Gloria al Signore. Ora, quando c'è una parola che viene dal Signore e che tocca il cuore e uno sa che questa parola è per me, si può reagire in due modi. Vabbè, lasciamo fare, Signore, gloria a Dio, va bene, farò del mio meglio, ho capito. Oppure puoi lasciarti toccare dal Signore e piegare te stesso, piegare il tuo cuore, la tua vita e dire davanti alla presenza di Dio: io sono qui, Signore, se tu mi vuoi imperfetto come sono, io sono qui, Signore, voglio servirti. Fammi stare vicino al tuo fuoco, Signore. Riscalda la mia vita. Non ci sia inverno, sia sempre estate dentro di me. Gloria al Signore. Possiamo alzarci in piedi.